Riduttivo, se non improprio, parlare di corsi di dialetto, meglio percorsi di lingua e cultura veneta per le scuole. È il corso in 7 lezioni partito alla scuola secondaria di primo grado Ettore Motterle di Arzignano. È stata una lezione molto partecipata, sono stati attenti, curiosi, come è giusto che sia per un progetto di questo tipo. Corso per corso attentamente studiato con l'Accademia della Bona Creanza. E andiamo un po' a riscoprire quelle che sono le nostre radici, non soltanto linguistiche, ma soprattutto storiche, e quindi che poi sono il nostro passato e insomma per andare avanti dobbiamo anche sapere chi siamo e cosa siamo stati. E già alla prima lezione il tema era chiaro: chi sono i Veneti? Introduzione storica, che con tanto di fascicolo a colori ne traccia a grandi linee l'evoluzione storica, anche perché Le nostre radici, i nostri valori, che non dobbiamo assolutamente, di cui non dobbiamo avere nessuna vergogna perché non c'è niente, anzi abbiamo un passato glorioso e secondo me i ragazzi devono conoscerlo, devono scoprirlo. l'iniziativa di per sé fa discutere in paese. No, non mi sono fatta ancora un'idea, però mi piacerebbe che ci fosse il dialetto vero, non questo dialetto corretto che mi fa schifo, e l'italiano, si parlassero tutte e due. Io sono italiano e parlo italiano, no dialetto veneto. Però adesso lo insegna a scuola. No, anche questa è una spesa che il comune fa non appropriata. Scelta che il comune ha appoggiato per passione del sindaco Gentilini sulla scia di un'imminente autonomia della regione Veneto e che andrà anche oltre il percorso scolastico. Abbiamo riscoperto e stiamo riscoprendo dei vocabolari completi, li stiamo studiando, dei cultori di lingua veneta e credo che li sponsorizzeremo all'inizio dell'anno prossimo. Io ho già sposato l'idea di un convegno che si terrà in primavera, a marzo, proprio di lingua veneta, proprio per riscoprire tutto il nostro passato.